Panorama Sardo, in collaborazione con Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Dal 1953, Gruppo Cellino. Non c'è limite ai sogni. PNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. SE Trand, settore ecologia, dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Buonasera telespettatori di Panorama Sardo e Tele Sardegna. Ci ritroviamo la settimana scorsa da Palazzo Tirso a Palazzo Doglio. Ci ha raggiunto Domenico Bagalà, che è il project manager. Domenico, buonasera, benvenuto a Panorama Sardo. Palazzo Doglio, una nuova realtà di Cagliari. Assolutamente sì, una realtà nuova ma consolidata. Abbiamo ormai 3 anni di storia alle spalle, come vede il gioiello di Palazzo Doglio è impreziosito da questa corte unica che ci permette di offrire tantissime proposte diverse, a partire proprio dalla corte, dove abbiamo 6 attività diverse. Qui c'è l'Osteria del Forte, che è il nostro ristorante, dove abbiamo il nostro chef Alessandro Cocco, ma che ospita degli chef di fama internazionale di continuo. Per esempio il 26 giugno avremo di nuovo Carlo Cracco, che torna per la 3ª volta e delizierà i tantissimi affezionati della Sardegna e non. E poi abbiamo una gioielleria, una pizzeria gourmet, un innovativo sushi, un ristorante dalle note sudamericane, una boutique d'alta moda, e tutto insieme verrà completato da una pasticceria che sarà inaugurata a breve. Quindi possiamo dire una struttura che tra il primo e il secondo lockdown ha preso forma, ha preso vita. Oggi è un fiore all'occhiello della città, una piazza che è fruibile alla città, ricordiamolo. Assolutamente a disposizione di tutti, ma è ormai ben noto perché viene, come devo dire, goduta da tutti gli utenti senza grandi difficoltà. Si può accedere da ben 3 accessi diversi ed è assolutamente, vuole essere così, vuole essere aperta alla città. Era questa l'idea originaria, e il baricentro con la fontana è il richiamo ideale, no? Per far venire tutti coloro che vogliono in corte. Una struttura che nasce dall'esperienza, possiamo dirlo, del Forte Village. Il vostro staff arriva da un turismo e un'accoglienza nazionale e internazionale. Palazzo Doglio è nella città, quindi c'è un doppio binario, quindi i residenti ma anche i turisti. Assolutamente, e proprio Palazzo Doglio è un distillato dell'esperienza internazionale, e quindi vediamo in corte, nel nostro albergo, con le 72 camere che sono messe sotto pressione in questo periodo, perché grazie a Dio abbiamo tantissime prenotazioni e le prospettive sono assolutamente positive. Ma dicevo, il discorso del distillato è che c'è l'esperienza internazionale con un elemento nuovo, se vogliamo anche inaspettato, che sono i tantissimi residenti in Sardegna che passano tantissimi weekend o periodi dell'anno in corte, ma anche ospiti del nostro hotel, e questo, se devo dire, è una delle soddisfazioni maggiori, perché non era nelle previsioni, e quindi avere tanti ospiti, avere il privilegio di ospitare tanti ospiti residenti in Sardegna ci riempie di tanta soddisfazione. Un'altra caratteristica di questa struttura, a parte la doppia entrata e il fatto che sia molto ariosa e molto vivibile, è il Teatro Doglio. Il Teatro Doglio è un elemento fondamentale, perché è Teatro Doglio ma è anche centro congressi, e quindi ci permette di attirare una clientela di mais che altrimenti non avremmo potuto richiamare, e quindi nella prossimità praticamente il destino ha voluto che fosse proprio oltre il tunnel d'ingresso, e quindi questo ci ha permesso di capitalizzare su questo asset che è sicuramente fondamentale, che noi abbiamo continuato ad abbellire in questi anni. Adesso l'ultima, diciamo, trovata è quella di aprire una specie di giardino d'inverno, quindi tantissime piante, moltissime autoctone, qualcuna esotica, per
far sentire meglio tutti coloro che vengono a fare un meeting oppure semplicemente a godere di uno spettacolo al teatro. Magalà, dal suo osservatorio, che è un osservatorio dedicato, internazionale, Cagliari finalmente è pronta ad accogliere questo tipo di turismo? Lo è sempre stata in animo, ora finalmente si riesce a esprimere queste potenzialità e noi lo vediamo nel nostro picco, perché come dicevo abbiamo Inghilterra, Germania, Stati Uniti, tantissime nazionalità che ci riempiono di complimenti e sentono che la città è pronta. Ovviamente ci sono come sempre tantissime cose da mettere a punto, però il contesto generale è pronto per un grande turismo e per un avvenire pieno di novità legate al settore. Il turismo è sempre soggetto ai trasporti. Voi negli anni col Forte Village avete sempre sposato l'idea di un turismo non low cost per quanto riguarda i trasporti, ma un turismo anche vi siete andati a prendere le fette di mercato. Questo è fondamentale. Certo, ovviamente i voli sono un elemento assolutamente essenziale e quindi la differenza tra i periodi di bassa stagione e quelli di media alta si sente. Però fondamentalmente il turista che vuole venire in Sardegna ci riesce a raggiungere, è un po' anche paziente, attende magari il momento in cui i voli sono più disponibili. Ma come dice qualcuno, il viaggio vale la destinazione? Assolutamente vale, la destinazione Sardegna, una destinazione irripetibile e sempre in continuo fermento e quindi ci fa piacere essere parte di questo contesto vivo. E allora, nel ringraziare Domenico Magalà del Palazzo Doglio, il nostro viaggio continua, diamo la linea alla regia, continuate a seguirci. Cofimer, consorzio di garanzia collettiva Fidi, dal 1977 a sostegno del terziario. Il partner migliore nella ricerca di finanziamento più adatto a voi e nella trattativa per ottenere un fido alle migliori condizioni. Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Le garanzie diventano importanti. Il fondo di garanzia agevola il tuo accesso al credito. Se una banca ti presta denaro, hai garanzia a prima richiesta. Se ottieni 100, la garanzia copre fino a 80. La maggior parte delle garanzie è gratis. Il dettaglio sul sito spheres.it. Difficile rapporto con le banche? Conta su CNA. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Siamo la più grande industria tipografica della Sardegna. Dall'81 stampiamo tutte le tirature, su tutti i supporti e con le tecnologie più avanzate del settore, garantendoti elevatissima qualità e la più totale dedizione e cura. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. Setrand, settore ecologia. Mettiamo a disposizione la nostra struttura organizzativa fornendo un valido supporto per la gestione dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi. La Setrand, azienda leader nel settore ambientale in Sardegna, si rivolge alle pubbliche amministrazioni e alle imprese dell'isola. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Dopo i dati dell'Istat che hanno certificato la maglia nera nazionale della Sardegna in termini di prodotto interno lordo e quindi della produzione reale regionale, arriva l'annuale rapporto curato dagli Atenei di Cagliari e Sassari, che ha celebrato la sua 30ª edizione.
E partiamo dalla premessa scritta di rigore dal professor Raffaele Paci, che nel 1993 ha promosso la realizzazione del report. Già vicepresidente della regione e assessore della programmazione dell'esecutivo Pigliaru, alla sesta pagina c'è un interrogativo e la conseguente risposta sulla base dei dati pubblicati nel rapporto Krenos 2023. In una situazione difficile a livello europeo e nazionale, cosa può fare una piccola economia regionale come la Sardegna, che conta meno del 2% del prodotto nazionale? Non ci stupisce quindi vedere che la nostra regione in 20 anni ha perso molte posizioni nel vecchio continente, con un PIL pro capite che passa da 83 a 70% della media dell'Unione Europea. Quindi, se la locomotiva Italia procede a passo di lumaca, conclude Paci nella sua premessa, non possiamo certo aspettarci che la nostra isola abbia una performance economica soddisfacente. Anche la Sardegna procede come una lumaca ed anzi, in seguito alle ripetute crisi economiche, inizia a muoversi come un gambero e quindi rischia un pericoloso scivolone all'indietro, come testimonia la 177esima posizione su 242 europee. Ed eccoci ai numeri: oltre 100.000 sardi hanno perso la speranza nel futuro. Diminuisce nelle province di Sassari e Nuoro il numero delle iscrizioni scolastiche. Migliaia di sardi non si curano più, vanno avanti rassegnati e non combattono contro le malattie. Ma esiste una soluzione. Il rapporto Krenos 2023 indica un percorso virtuoso. È fondamentale che tutta la comunità sarda, dalle classi dirigenti ai semplici cittadini, siano pienamente consapevoli della criticità del momento, delle proprie responsabilità e dell'urgenza di cambiare radicalmente rotta. Per aprire nuove speranze per il futuro è però necessario individuare con chiarezza un progetto duraturo di profondo e condiviso rinnovamento della Sardegna, basato su alcuni pilastri fondamentali: istruzione, innovazione tecnologica, ambiente, equità, qualità istituzionale, identità e autonomia. Responsabile del rapporto Krenos 2023, Anna Maria Pinna, che cosa è cambiato rispetto agli ultimi 12 mesi? Quello che è cambiato rispetto agli ultimi 12 mesi è che l'economia isolana riprende e il tasso di crescita del 7,2%, quello relativo al 2021, dopo la contrazione che era stata maggiore dell'anno precedente, quindi riprendiamo in linea con quello che è il dato nazionale. Però è importante inquadrare questo dato invece in una prospettiva un po' più lunga, allargare l'orizzonte temporale e vedere che cosa facciamo nel contesto italiano, nel contesto europeo. Siamo dentro il paese, l'Italia, che è il grande malato di Europa, che negli ultimi 20 anni cresce ad un tasso che è il più basso a livello europeo, quindi questo comincia ad essere un motivo di preoccupazione, perché noi perdiamo posizioni comunque in Europa. Non ci interessa più tanto avere un dato positivo che viene intervallato poi da un dato negativo. La nostra attenzione deve guardare al sistema proprio Sardegna. Il sistema Sardegna mostra degli evidenti elementi di criticità. Se noi guardiamo ad esempio l'incremento nel tasso di mortalità, che non viene spiegato né dal processo di invecchiamento della popolazione né da quanto è accaduto con il Covid, è un dato al netto dell'effetto Covid. Nell'isola dei Centenari i sardi stanno morendo ad un tasso più alto e questo avviene perché abbiamo una rivelata dai dati, appunto da quelli che sono i livelli essenziali di assistenza, i dati relativi alle prestazioni nel sistema sanitario, che mostrano evidenti segni di criticità. Facciamo meno del minimo in due aree, quella distrettuale e quella ospedaliera. La percentuale dei sardi che stanno rinunciando alle prestazioni sanitarie è la più alta nel nostro paese, quindi già questo è un elemento che dobbiamo considerare, quindi il funzionamento dei servizi pubblici. E la demografia poi si riflette direttamente nel mercato del lavoro. Abbiamo una contrazione delle forze di lavoro che è considerevole, quindi se abbiamo un tasso di disoccupazione che diminuisce dobbiamo certamente inquadrarlo in questa riduzione e contrazione delle forze di lavoro. A fronte dei 70.000 disoccupati noi abbiamo 96.000 sardi che sono disposti a lavorare ma non cercano più attivamente lavoro, che quindi sono scoraggiati, quindi un altro segno di criticità evidente. Anche quando inquadriamo gli elementi positivi, guardiamo al turismo e vediamo che rispetto agli ultimi 2 anni in Sardegna
Sardegna le cose riprendono, la componente nazionale e anche quella internazionale, quella straniera, sta riprendendo ad un ritmo sostenuto, anche se quella straniera non si riporta ai livelli pre-Covid, e questo comunque è da collegarsi a un altro elemento anche di criticità, il problema dei trasporti, che non è soltanto un problema di collegamenti, quello di cui tutti noi siamo consapevoli, collegamenti dell'isola con il resto d'Italia, con il resto delle città europee, un problema anche di collegamento dell'interno. Se noi vogliamo uscire dallo schema spiaggia e sole che porta nella nostra terra una concentrazione di persone nei mesi di luglio e di agosto, e vogliamo pensare invece al settore turistico come a un settore che valorizza diversi elementi della struttura economica, dobbiamo mettere mano al fattore trasporti. Abbiamo delle condizioni di isola dentro l'isola, uno degli approfondimenti del rapporto presenta delle nuove evidenze in questo ambito. Ecco che quindi è importante parlare non tanto del tessuto economico e guardare quello che è successo nell'ultimo anno, è importante guardare la visione d'insieme, il sistema Sardegna che comincia a presentare degli elevati livelli di allarme. Raffaele Paci, è volato il tempo, 30 anni, io ricordo la prima intervista, la presentazione del rapporto degli Atenei di Cagliari e Sassari sullo stato di salute dell'economia regionale, ma purtroppo non sono cambiati i motivi, quelli che ci portano a parlare di una Sardegna in difficoltà. Sì, certo, i dati strutturali sono sempre quelli, da quelli di partenza naturali. Siamo un'isola, siamo poche persone, la densità è molto bassa, siamo periferici, questi dati non li cambieremo mai. Allora intorno a questo noi dobbiamo cercare di costruire altro, quindi dobbiamo costruire sui fattori immateriali, sull'istruzione, sull'innovazione tecnologica, e da questo punto di vista, ahimè, la situazione della Sardegna desta allarme e in alcuni settori sta peggiorando. Penso alla demografia che sta andando veramente a picco con elementi estremamente drammatici. Si parla anche di 100.000 sardi che non hanno più speranza per il futuro. Sì, il dato della disoccupazione ufficiale ci dice che ci sono 70.000 persone che cercano lavoro, ed è il dato della disoccupazione. Dopo lo shock del Covid la disoccupazione sta diminuendo, anche se ancora a livelli decisamente più alti rispetto al resto dell'Italia o rispetto all'Europa. Ma il dato che io trovo ancora di più allarmante, se vogliamo, sono i 100.000 scoraggiati, cioè persone che dicono io vorrei lavorare ma non cerco attivamente lavoro perché non ci sono le opportunità di trovarlo. Quindi il nostro problema non è solamente trovare occupazione per i 70.000 ufficialmente disoccupati, ma anche per gli altri 100.000, e per far questo dobbiamo veramente puntare sulle tante opportunità e potenzialità che ha la nostra isola, ma per fare questo abbiamo bisogno di progetti di lungo periodo. Rispetto alla prima intervista di 30 anni fa è cambiato anche l'approccio dei sardi con il mondo della sanità. Ci sono sardi che ormai non hanno neanche più voglia di mettersi in fila per farsi curare. Vi do un dato che io trovo veramente allarmante. Siamo la regione che ha il più alto tasso di rinunzie alle cure mediche, 18,8%, nessun'altra regione in Italia ce l'ha così alto. Motivazioni? Perché costa troppo, non me lo posso permettere, le liste d'attesa sono troppo lunghe, se devo fare un'analisi e me la mettono tra 6 mesi non me ne faccio nulla, o perché devo andare troppo lontano e non ho il modo di... Questo è, capite la drammaticità, 19% di persone che rinunziano a farsi curare. Allora non ci allarmiamo se il tasso di mortalità, i morti in Sardegna sono sempre in percentuale più che nelle altre regioni d'Italia. Quella che abbiamo detto essere l'isola dei centenari ha una mortalità più alta. Insomma, c'è davvero da preoccuparsi e bisogna fare in modo che questo sistema cambi. Chiudiamo con una nota positiva che riguarda gli ultimi 20 anni, ma forse anche meno. La Sardegna sta andando un po' meglio rispetto a altre regioni del Meridione. Certo, stiamo andando meglio rispetto alle altre regioni del Meridione, però attenzione, è l'Italia che sta andando indietro. Io non mi voglio confrontare,
perdoneranno gli amici con la Sicilia, con la Campania, con la Calabria. Io mi vorrei confrontare con il nord Europa, io mi vorrei confrontare, vi faccio 2 esempi, con l'Irlanda, isola periferica, e con Malta, isola periferica. Guardiamo i tassi di crescita di quei paesi. Allora il tema è l'Italia. L'Italia è la grande malata d'Europa. L'Italia in questi 30 anni è l'ultima paese per tasso di crescita, 0,4% medio annuo, che ha fatto un po' meno peggio di noi. La Grecia ha un tasso di crescita doppio. Allora noi siamo lì attaccati a questa locomotiva che è ferma. Non ce la possiamo fare, dobbiamo guardare oltre, dobbiamo guardare l'Europa, dobbiamo rimborcarci le maniche come sardi, puntare sulla nostra autonomia e, come dicevo, avere un progetto di lungo periodo. Non abbiamo bisogno delle politiche di 2 anni, di 3 anni, di lungo periodo che sia condiviso. E concludiamo questo speciale dedicato al rapporto Krenos con il segretario generale della CGIL Sarda. E partiamo da una riflessione. Nel rapporto si parla di una Sardegna che prima, come il resto del paese, come anche l'Europa negli ultimi anni, andava avanti a passo di lumaca. Però nel caso Sardegna c'è il rischio dell'effetto gambero, quindi siamo scivolati al 177° posto su 244 regioni europee. È un dato molto preoccupante. Beh, di sicuro non è un dato positivo. L'Europa sta entrando, anche dal punto di vista delle nazioni più forti, in una stagione di recessione, cosa che non conoscevamo da almeno 3 o 4 decenni. Ed è evidente che un paese come l'Italia, che rispetto alla dinamica europea aveva tassi di crescita più bassi, problemi strutturali nel mercato del lavoro, difficoltà dal punto di vista dei settori produttivi e della competitività del sistema economico, in un'Europa che comunque entra in recessione rischia di accentuare tutti gli elementi negativi della sua condizione strutturale. La Sardegna dentro questo quadro è, diciamo così, ulteriormente penalizzata. Noi abbiamo, come ci diceva anche ieri Confcommercio, come ci ha detto la Svimez qualche settimana fa, risultati non in linea con la crescita bassissima del resto del Paese, ed è, diciamo, un dato che risente della crisi dell'apparato produttivo e industriale della Sardegna, dell'inverno demografico che sta colpendo l'isola, dello spopolamento e della crisi delle aree interne e dei problemi strutturali che ancora non conoscono soluzione: la mobilità, il diritto allo spostamento, la crisi dell'industria, il dramma della sanità e le questioni delle infrastrutture. Se non si affrontano questi nodi e questi temi, temo che i dati macroeconomici della Sardegna continueranno ad essere negativi per molto tempo. Una buona notizia nel corso degli ultimi giorni ha riguardato la candidatura ufficiale di Sosenatos come sede dell'Einstein Telescope, l'intervento infrastrutturale e scientifico più importante in Europa. È una grandissima notizia, la conferma dell'impegno diretto del governo per la battaglia per portare a Lula, Bitti e Onanì, nel triangolo tra questi 3 comuni, il telescopio Einstein. È una battaglia che deve coinvolgere tutta la Sardegna. Dobbiamo insistere perché questo progetto non è solo un progetto di rilevanza scientifica e tecnologica di importanza europea e mondiale. Può essere un'occasione per ribaltare la narrazione che c'è della Sardegna fuori dalla Sardegna e che spesso viene alimentata anche da un atteggiamento di fatalismo e di rassegnazione che in Sardegna ogni tanto si coglie. La Sardegna non può essere solo rifiuti e scorie industriali, non può essere solo inchieste della magistratura e corruzione nella politica, nelle attività e nella vita pubblica, non può essere solo un teatro di eventi negativi come i giovani che devono emigrare, le persone che non trovano lavoro, gli ospedali che chiudono, la radioterapia che non funziona. Ecco, la Sardegna con la localizzazione del telescopio Einstein a Lula potrebbe ribaltare l'immagine di isola destinata al declino e potrebbe quell'investimento e quella infrastruttura rappresentare una svolta anche nella percezione di sé dei giovani sardi, che non dovrebbero soltanto pensare
che l'unica speranza, l'unica prospettiva che hanno è l'emigrazione. Ci può essere un lavoro buono e di qualità e ci può essere una Sardegna nuova, diversa nella sua immagine anche attraverso il telescopio Einstein. Cofimer, consorzio di garanzia collettiva Fidi, dal 1977 a sostegno del terziario. Il partner migliore nella ricerca di finanziamento più adatto a voi e nella trattativa per ottenere un fido alle migliori condizioni. Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Meno scartoffie e più efficienza? Conta su CNA. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Le buone idee viaggiano con le garanzie. Il fondo di garanzia è dalla parte delle imprese sarde che vogliono superare la stretta creditizia. I dettagli sul sito sfirso.it. Setrand, settore ecologia. Mettiamo a disposizione la nostra struttura organizzativa fornendo un valido supporto per la gestione dei rifiuti pericolosi e non pericolosi, in linea con la nostra certificazione EMA. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Nicola Porro, intanto ben trovato. Insomma, Il Padre Eterno e il Liberale, la tua ultima opera. Sì. Raccontiamola in 50 secondi. È la storia di un grandissimo liberale che era il professor Antonio Martino, ha fatto anche il ministro degli esteri, il ministro della difesa. Ho voluto ricordare un personaggio che è unico, direi, nel panorama politico italiano, ha portato avanti il metodo liberale, che non è una grande ideologia, è semplicemente un modo di approcciarsi alle cose. Era il minimo che potessi fare per lui, visto che ho iniziato a lavorare con lui e poi abbiamo avuto storie e strade diverse. Bravissimo, meno anche di 50 secondi. Destra, sinistra, centro, oppure un modo di vedere la politica e il modo in cui la si deve, come dire, coniugare con le persone in una maniera diversa? È un modo diverso, anche se evidentemente la sinistra è la cosa più lontana oggi rispetto al liberalismo, però il liberalismo è di destra quando si tratta di conservare alcuni principi, alcuni diritti che sono stati dimenticati, penso alla proprietà privata e non solo, e in alcuni casi quando si tratta invece di tutelare le libertà individuali forse può essere definita di sinistra, insomma è un casino essere liberali. Senti, è un macello davvero essere liberali, ma in quest'Italia che cerca una rotta, la sta trovando, un po' la perde, che tipo di sensazioni hai? La sensazione è che un liberale parte da un presupposto, cioè quello della responsabilità, e quando un governo è stabile ed è stato eletto dal popolo a un liberale piace, poi dopo saranno gli italiani a giudicare se fa bene o fa male. L'idea di non poter mai giudicare perché i governi durano troppo poco è totalmente illiberale. È lontana dai principi democratici. Un'ultima cosa, San Luri legge, 7ª edizione, c'eri già stato e con quale spirito ti sei approcciato? Ma io adoro la Sardegna, la conosco veramente molto bene, sono stato molto spesso in Sardegna, non ero mai stato a San Luri, questo è un castello pazzesco, insomma lo vedrò tra poco. È stata qui anche Eleonora d'Arborea, è passata da qui? Difatti sì, ma mi hanno detto, ma io non è la prima volta che vengo, sono stato spesso a Cagliari, sono andato nel sud, ma qua non ero mai passato. Buon lavoro. Grazie a te. San Luri legge è un piccolo gioiello, un cameo in una zona molto, come dire, attenta all'economia, attenta agli trasporti, centrale e baricentrica per quelli che sono i movimenti di una Sardegna prolifica e laboriosa. San Luri è San Luri legge, ma è anche tanto altro. Alberto Uppi, primo cittadino, qual è la sensazione?
Intanto è una sensazione di orgoglio e grande soddisfazione perché siamo arrivati alla 7ª edizione di un festival letterario che ormai è diventato sempre più punto di riferimento per gli amanti della lettura, della letteratura e anche dell'attualità, della politica e del giornalismo. Quindi essere arrivati alla 7ª edizione, sollevando sempre l'asticella, significa che 7 anni fa ci abbiamo visto bene, insomma, e diventa, come dicevi tu, un po' un completamento di quello che è oggi San Luri, un luogo attrattivo dal punto di vista turistico, dal punto di vista imprenditoriale, dal punto di vista sociale, e quindi questo percorso culturale e letterario all'interno dei nostri musei diciamo che diventa davvero la ciliegina sulla torta, passami il termine. E se posso dirvi che quest'anno abbiamo osato ancora di più perché abbiamo fatto un po' di innovazione in questo festival, cioè è un festival che cambia orario, è un po' più serale e notturno, è un festival che si fa dentro i nostri musei, quindi nel Museo del Castello, nel Museo del Castello Medievale, quindi con un museo aperto fino alle 24 e valorizzando anche le bellezze non solo locali ma anche le qualità enogastronomiche, perché durante le presentazioni dei libri degli autori ci saranno degustazioni di vini tipici e degustazioni dei cibi nostrani, quindi davvero la cultura che si sposa con l'indotto economico e sociale del nostro comune. Quindi cultura, innovazione, cultura e territorio, cultura e cittadini con l'avvicinamento a varie fasce. Ecco, quali sono gli ospiti più importanti dell'intera rassegna? Quest'anno iniziamo con Nicola Porro che presenta il suo libro Il Padre Eterno Liberale, quindi uno spaccato sull'Italia che non si deve per forza dividere tra destra e sinistra, ma c'è anche un pensiero liberale autonomo. Segue poi, questo il venerdì, segue il sabato la Roberta Bruzzone, che è la famosa criminologa che ci parla del delitto Versace, con qualche anche cenno all'ultimo delitto famigerato che c'è stato in questi ultimi giorni. Proseguiamo poi domenica sempre con un focus sull'attualità e sulla situazione politica italiana con Claudio Cerasa, il direttore del Foglio. E poi riprendiamo il 22 con invece una serie di fumettisti che hanno lavorato per la Pixar, per la Disney, tra l'altro sanluresi, con Floris che ci parla dei suoi viaggi, con Melis, con Marcella Azzeni e con Flavio Soliga e Renzo Cugis che fanno anche uno spettacolo. E tutto questo nel cortile del nostro castello, nella chiesetta del Borgo Medievale, nella chiesa di San Lorenzo. Qual è la risposta della cittadinanza? Un sindaco chiaramente conosce nei dettagli quali sono le emozioni che provano frange sempre più ampie della città. Quali sono? La risposta è davvero ottimale, c'è entusiasmo, c'è voglia di fare e il fatto che abbiamo come dire, coniugato San Luri Legge, il festival letterario, con l'indotto anche economico, quindi cantine, vini, cibi, con l'indotto economico e sociale e culturale, cioè i musei, le nostre guide turistiche, la nostra offerta culturale, è stato visto davvero molto bene perché è incastonare la cultura e farla davvero tradurre, farla diventare davvero volano anche economico del nostro territorio. Quindi la cultura davvero, in tanti parlano di tanti temi, spopolamento, oppure parlano della cultura che però è fine a se stessa. Noi invece abbiamo voluto provare a invertire il paradigma, la cultura è il motore anche dal punto di vista economico di un luogo. Avete ribaltato completamente, a proposito di paradigma, anche l'approccio, perché di San Luri Legge se ne parla, di San Luri Legge ci si incuriosisce, si notano grandi firme e questo non è un problema. Qual è l'auspicio per questo mese? Cosa si augura il sindaco di San Luri? Questo mese ci auguriamo davvero di regalare al territorio e alla regione Sardegna e tutta la Sardegna davvero entusiasmo, attenzione per la lettura, attenzione per la cultura, attenzione per le bellezze, perché parliamo sempre dei problemi di questa isola e mai delle opportunità e noi vogliamo generare opportunità e lanciare un messaggio, ecco, che è quello della centralità dei nostri luoghi, delle nostre cittadine, con la cultura e la loro identità specifica che diventa motore della rinascita di questi luoghi. Promuovere cultura, avvicinare il territorio, avvicinare i cittadini, che spesso la parola cultura, diceva un gerarca nazista che per fortuna ha avuto la fine che meritava, Göring diceva se sento la parola cultura metto la mano alla rivoltella. Ecco, farlo oggi nel 2023, nel cuore di San Luri, in un luogo che è storia e racconta storia, che significato ha? Sicuramente abbiamo cominciato un po' in punta di piedi perché in effetti forse non siamo quasi più abituati a leggere, ascoltiamo, siamo un po' distratti. Invece ripartire lentamente con questo, abbiamo anche una bella fetta di persone che leggono. Cominciato con la nostra biblioteca in punta di piedi, già 15 anni ormai, abbiamo un buon numero di lettori. Questa iniziativa poi è stata sicuramente molto fortunata. A parte che diciamo, vedere l'autore dal vivo
è altra cosa, perché chiaramente ognuno di noi legge e fa sua la pagina in base al proprio bagaglio culturale, in base alle proprie sensibilità, ma vedere dal vivo chi scrive e che ci trasmette l'anima di quello che ha scritto. Quindi stasera io, la nostra autrice, la conoscevo come moglie di Stergiazzeni, l'ho vista spesso presentare altri, per me è il primo. Lo diciamo per i lettori, Assessora, parliamo di Rossana Coppez. Esatto, parliamo di Rossana Coppez. Diciamo che oggi gli ho proprio detto questo: tieni presente che questo è il tuo primo libro per me, per cui lo leggerò se mi piace, perché lei è una persona splendida davvero. Con vibrazioni diverse. E certo, continuerò la sua conoscenza come scrittrice. Ha sorriso perché te ho scritto tanto, per me è il primo libro questo, per cui ti valuterò da questo. Bene, la partenza è ottima, però San Luri Legge ha anche un altro obiettivo: quando vi riunite in giunta e programmate, immaginate e trovate spicchi che possano aderire ai vari pubblici, perché raccontarlo alle studentesse o agli scolari e alle scolari della terza media è cosa diversa che farlo per un pubblico più adulto, magari più esperto, magari più annoiato o impigrito, come diceva. Quindi? Forse sì, infatti bisogna trovare anche il personaggio, l'autore, che comunque riesce a calamitare l'attenzione, e questo ti porta anche comunque a leggere, perché ti incuriosisce la persona. Infatti adesso c'è già un po' un misto, mentre siamo partiti con gli scrittori, chi era anche partito per il premio Strega, secondo o terzo posto, quindi era profili molto elevati, certo, destinato chiaramente a un pubblico già un pochino più sensibile. Invece la platea si sta allargando, proprio forse trovando anche la formula di portare il personaggio televisivo. Però diciamo che sta andando molto bene, perché sta allargando sempre di più. Cominciavamo con 100 persone presenti, oggi cominciamo a parlare di oltre 200 e per la nostra realtà è molto importante. Insomma, soddisfatta? Sì, molto, perché quando si è ricaduta sul paese, questo significa cultura davvero. San Luri, centro di innovazione e tradizione, di modernità e antichità, il responsabile del polo museale, che tipo di sensazioni ha nel vedere la buona risposta del pubblico e della critica a un evento come San Luri Legge? Diciamo una risposta di grande orgoglio, nel senso che questa ormai è la 7ª edizione di San Luri Legge. San Luri ormai da molti anni punta sulla cultura e sulla promozione del territorio, e quindi aver ospitato la 7ª edizione del Festival Letterario in una cornice suggestiva e meravigliosa come quella del Castello Medievale e avere questa grande risposta del pubblico per noi è motivo sicuramente di grande orgoglio. Quando uno pensa alla gestione di un polo museale, pensa anche a valorizzare gli aspetti sia storici che architettonici, probabilmente religiosi, però poi c'è da fare anche un racconto che arrivi alle nuove generazioni. Lei cosa pensa che San Luri Legge possa dare agli studenti, alle studentesse, alle scuole? Diciamo che il format di San Luri Legge è quello di cercare di attrarre molteplici target di pubblico attraverso i suoi ospiti, quindi sia autori locali sia autori chiamiamo di grido, comunque volti noti della televisione, questo proprio per rivolgerci a più fasce di pubblico. Oltretutto quest'anno con una formula del biglietto ridotto e di un'apertura del Museo del Castello sino alle 23, proprio per dare la possibilità al pubblico anche di accedere al museo nel corso dell'iniziativa. Quando uno fa questo mestiere di divulgare cultura, di fare in modo che tutto diventi più vicino alle nuove e alle generazioni magari più mature, si pone un obiettivo. Qual è il suo? L'obiettivo è quello di diffondere chiaramente la cultura, di avvicinare la cultura, ripeto, a più fasce di pubblico e questo attraverso la grande preparazione e la professionalità delle guide del museo e dall'altro attraverso l'impegno dell'amministrazione di San Luri nell'investimento in promozione e comunicazione di quello che è il patrimonio storico, culturale e di tradizione di San Luri e del territorio in generale. Se lei dovesse essere in treno e ha un accompagnatore occasionale, cosa gli direbbe se volesse convincerlo a trascorrere una serata a San Luri Legge?
Beh, gli direi sicuramente di partecipare a San Lurilegge perché è un'occasione di convivialità, di avvicinamento alla cultura e la possibilità appunto poi di poter accedere a un museo e conoscere dei tesori nascosti che vanno appunto rivelati e diffusi il più possibile al pubblico. Cofimer, consorzio di garanzia collettiva Fidi, dal 1977 a sostegno del terziario. Il partner migliore nella ricerca di finanziamento più adatto a voi e nella trattativa per ottenere un fido alle migliori condizioni. Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Siamo la più grande industria tipografica della Sardegna. Dall'81 stampiamo tutte le tirature, su tutti i supporti e con le tecnologie più avanzate del settore, garantendoti elevatissima qualità e la più totale dedizione e cura. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. Scopri le fette biscottate speciali Cellino. Latte e miele, cioccolafette e fette di bosco. Tutte senza lattosio e in comode monoporzioni da 4 fette. Per una fetta sempre biscottata. Nessuno lotta per la tua impresa? Conta su CNA. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Non c'è solo il credito bancario. Con i mini bond e le cambiali finanziarie coperti dal fondo di garanzia, i tuoi progetti trovano nuovi investitori che credono in te. Contatta Spheres. Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Setrand, settore ecologia. Grazie agli impianti innovativi e al costante sviluppo tecnico recuperiamo oltre il 70% dei rifiuti da noi gestiti. La Setrand, azienda leader nel settore ambientale, si rivolge alle pubbliche amministrazioni e alle imprese dell'isola. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Unchain my heart, baby, let me be. 'Cause you don't care, well please set me free. Unchain my heart, baby, let me go. Unchain my heart, 'cause you don't love me no more. Every time I call you on the phone, some fella tells me that you're not at home. Unchain my heart, set me free. Unchain my heart, baby, let me be. Unchain my heart, 'cause you don't care about me. You got me sort of like a pillowcase, but you let my love go to waste. Unchain my heart, set me free. I'm under your spell, like a man in a trance, baby. Oh, but you know damn well that I don't stand a chance. Unchain my heart, let me go my way. Unchain my heart, you worry me night and day. Why lead me through a life of misery when you don't care a bag of beans for me? Unchain
Dopo il Vinitaly e il Cannonau Likeness, la Sardegna continua con numeri straordinari a ritagliarsi fette di mercato acquistando consensi nazionali e internazionali nel comparto vitivinicolo. Questa volta, come annunciato ad Oliena dal presidente di Epule Angelo Concas, lo fa con l'evento Sotto la Luna, nell'incantevole località di Poggio dei Pini, sfoggiando i pezzi da 90 pluripremiati a Verona. Oltre 200 etichette in degustazione con tante collaborazioni, compresa quella della delegazione dei sommelier FIS, per un evento enogastronomico di alto livello culturale e di accoglienza, con una masterclass d'autore presentata da Asso Enologi regionale. Unica nel suo genere, si sono gustati i vitigni autoctoni dell'isola, un evento unico da ripetere come ha richiesto il numeroso pubblico della serata. Angelo Concas, dopo il Vinitaly, dopo Cannonau Likeness, ci troviamo nella sede ufficiale di Epule per un evento che racchiude tanti aspetti della cultura vitivinicola. Sì, un evento che racchiude tanti aspetti e l'evento finale poi dei pezzi da 90 dell'enologia italiana, della licoreria e della distilleria. Qui vogliamo rappresentare quello che veramente è la qualità del prodotto sardo e anche italiano. Avremo oltre 200 e passa vini, tipologie di vini in degustazione. Sarà carino perché faremo poi degustare 2 primi piatti con della fregola sarda, con dei maloreddus, uno con le cozze e uno con la bottarga. La cosa avverrà dopo il concerto. Come sai, aprirà il concerto dopo la masterclass che abbiamo fatto oggi, che è durata quasi 3 ore. Dove abbiamo fatto vedere la qualità dei vini sardi con l'enologo Antonio Manca, Daniele Manca e soprattutto Mariano Murru, che ci hanno veramente dedicato il loro tempo, però il pubblico, come avrei notato, attentissimo. E questa è una bella soddisfazione, perché riusciamo a promuovere la Sardegna enologica e far scoprire veramente dei gioielli che la nostra terra dà. Quindi aprirà la seconda fase della giornata di oggi, Sotto la Luna, i pezzi da 90 dell'enologia, della licoreria e della distillazione italiana. Il concerto, che sarà appunto Salvo Tozzi ad aprire questo evento, un bravissimo cantante e polistrumentista. I testi che noi sentiremo sono tutti scritti da Laura Spada. Per 3 canzoni avremo sul palco la ballerina Giulia Vacca che balla sulle sue coreografie. Niente, poi 12 canzoni inedite più una 13ª che vedrà la potente voce di Carlotta Musanti, con un testo sempre scritto da Laura Spada e musicato sempre da Salvo Tozzi. Devo dirti che quindi sarà un bellissimo concerto, ne sono certo perché conosco le capacità di Salvo. E a fine concerto apriremo, come si suol dire, le danze alla degustazione di tutti questi vini e alla parte gastronomica. Angelo, possiamo dire che dopo il Vinitaly, come sempre, c'è entusiasmo che va sempre un po' a scemare nel breve periodo e poi si aspettano le altre edizioni dei grossi eventi nazionali e internazionali. Invece quest'anno, probabilmente anche per i 2 anni di pausa, ma quest'anno si sono fatti davvero degli eventi importanti in Sardegna e tu ne sei stato protagonista. Ti ringrazio. Io non voglio essere protagonista, è la mia passione, il lavoro che svolgo da 47 anni e cerco sempre di promuovere il più possibile il territorio. Questo lo posso fare grazie anche ai collaboratori di Epule che mi seguono e che mi danno una grande mano. Noi facciamo volontariato totale, Epule, pur essendo un'associazione internazionale riconosciuta dal Presidente della Repubblica, è un non profit. Sin quando non troviamo chi capisce veramente quello che facciamo e ci può aiutare, sovvenzionare con qualche soldo, che ci permetterebbe di fare decisamente tanto qui in Sardegna, in Italia e all'estero. Noi però siamo tenaci, teniamo duro e andiamo avanti cercando di fare il più possibile cultura.
Prima di lasciarti ai lavori di questa magnifica serata sotto la luna, ma anche sotto le stelle, i prossimi appuntamenti di Epule. I prossimi appuntamenti sarà un gemellaggio Corsica-Sardegna che vedrà appunto dei viticoltori, dei vigneron della Corsica a accostarsi a dei vigneron della Sardegna. Un progetto che vede le donne in vigna fare appunto i loro vini accostati a delle pietanze sarde, ma dove ho spiegato prima parleremo di un abbinamento, ma mai di vino, come si suol dire in Sardegna, pane caso e vino al raso, non esiste per noi. Noi siamo per la Wine Moderation, di cui appunto siamo l'unica associazione in Sardegna iscritta a questa associazione mondiale con sede a Bruxelles. Noi siamo per il bere moderato, insegniamo la cultura del bere, la storia che c'è dentro un calice di vino, la fatica del produttore, ma soprattutto il rispetto verso la propria salute. Una masterclass che ha visto protagonisti anche voi della FIS, quindi una degustazione che è andata oltre le aspettative. Direi che è stata una serata eccezionale. Per la prima volta ci siamo trovati a sentire gli altri piuttosto che degustare noi vini. Devo essere sincero, essendoci sempre tanto da imparare, questa volta siamo stati noi gli allievi. Una serata spettacolare che ha visto tante referenze isolane, partire dal metodo classico, metodo Charmat, ai vari blend del Mandrolisai, fino alle purezze del nostro Bovale e del nostro principe che è il Cannonau. Un'esperienza che voi trasferite sempre durante le manifestazioni. Oggi eravate voi spettatori. Cosa manca alla nostra Sardegna per diventare sempre più performante? La Sardegna, come ho potuto dire durante la serata, ha fatto dei passi da gigante. Probabilmente ritengo che è una delle regioni italiane che abbia veramente migliorato molto la propria produzione. E ho ribadito una cosa fondamentale, perché fare dei vini puliti, dei vini eleganti è abbastanza facile dal punto di vista enologico, ma trovare il giusto compromesso tra tipicità ed eleganza, questo non sempre riesce. E noi oggi siamo riusciti a degustare dei vini che, oltre a essere eleganti, rappresentavano il nostro terroir. Un evento che ci dà la possibilità di degustare qui da Epule non solo il vino, anche i liquori. Voi siete un'azienda storica che nasce in tempi non sospetti con un prodotto principe della Sardegna, il mirto. Diciamo che nasciamo ancora prima con la vernaccia, perché l'azienda nasce nel 1951 e poi è stato un trentennio meraviglioso per questo vino, perché fino ai primi degli anni 80 c'era un consumo veramente formidabile. Noi siamo arrivati ad avere 3,5 milioni di litri nel periodo migliore. Poi sono cambiate le condizioni, il mercato si è evoluto in modo diverso e l'azienda ha messo su nel 1984 un impianto di distillazione. A questo impianto ci siamo inoltrati nel mondo del mirto perché in quel periodo è iniziato il periodo favorevole del mirto, anche lì c'è stato un bellissimo consumo, però l'azienda da quel momento non è più rimasta ferma, ha iniziato a fare tutta una serie di prodotti per arrivare poi negli anni 2000 a avere poco spazio e quindi necessità di allargarsi. Infatti nel 2010 abbiamo sdoppiato l'azienda e lì ci siamo entrati su un altro mondo ancora, perché nel 2010 abbiamo fatto il primo gin sardo e uno dei primi anche a livello nazionale, perché all'epoca non si parlava ancora di gin tonic in Italia. Infatti la nostra presentazione è stata soprattutto al nord Europa. Dai gin abbiamo completato poi diciamo così, più che completo, allargato, perché non si completa mai una gamma, si va sempre a cercare novità. Però siamo entrati nel mondo degli aperitivi, quindi abbiamo fatto diverse tipologie di bitter, poi siamo tornati su dei gin più agrumati, più delicati, più diciamo così decisi. Infatti oggi l'azienda raccoglie i gin dalla costa, praticamente dal bagnasciuga fino all'entroterra, fino al Gennargentu. Qual è il segreto di una comunicazione così importante per la nostra isola? Non bisogna mai fermarsi davanti a quelli che sono i cambiamenti del mercato. Non bisogna mai fermarsi davanti ai cambiamenti del mercato
e soprattutto andare in giro un po' per il mondo per capire cosa il mercato desidera. Ovviamente adeguarsi un po' alle esigenze e riuscire a portare anche qualcosa di innovativo. Signor Carta, prima di lasciarla a questa magnifica serata qui da Epure, le chiedo il prossimo progetto di Silvio Carta. A settembre imbottiglieremo il primo whisky sardo. Cofimer, consorzio di garanzia collettiva Fidi, dal 1977 a sostegno del terziario. Il partner migliore nella ricerca di finanziamento più adatto a voi e nella trattativa per ottenere un fido alle migliori condizioni. Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Le garanzie diventano importanti. Il fondo di garanzia agevola il tuo accesso al credito. Se una banca ti presta denaro, hai garanzia a prima richiesta. Se ottieni 100, la garanzia copre fino a 80. La maggior parte delle garanzie è gratis. I dettagli sul sito sfirso.it. Difficile rapporto con le banche? Conta su CNA. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Setrand, settore ecologia. Siamo in grado di attivare il servizio di pronto intervento ecologico in caso di emergenza e con potenziale contaminazione delle matrici ambientali. La Setrand, azienda leader nel settore ambientale in Sardegna, si rivolge alle pubbliche amministrazioni e alle imprese dell'isola. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Il futuro dei porti sardi passa anche per la formazione e l'efficientamento delle strutture curate dal team del Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale dell'Università di Cagliari, guidato da Gianfranco Fancello. Gli studiosi dell'Ateneo sono capofila del progetto TechLog, che associa Egitto, Spagna, Libano e Tunisia. Con le camere di commercio, le accademie e i centri di ricerca sono presenti alla 23esima edizione del Salone Internazionale della Logistica di Barcellona. 5 giornate di intenso lavoro per gli ingegneri trasportisti dell'Università di Cagliari che partecipano alla manifestazione, che è la più importante e accreditata in Europa e tra le principali al mondo del settore trasporti, logistica, addestramento, operatori ed efficientamento comunità portuali. All'evento, in qualità di capofila scientifico, prende parte anche il team di CIREM, il Centro Interuniversitario Ricerche Economiche e Mobilità dell'Ateneo, coordinato dal responsabile scientifico Gianfranco Fancello e dalla coordinatrice tecnica Patrizia Serra. Gli studiosi dell'Ateneo Cagliaritano sono protagonisti dell'edizione 2023 del Salone di Barcellona con il progetto TechLog, innovazione, sostenibilità ambientale e formazione avanzata per potenziare la capacità delle istruzioni pubbliche di gestire i processi di innovazione nei settori portuale e dell'autotrasporto. Siamo qui come CIREM dell'Università di Cagliari a Barcellona per il Salone Internazionale della Logistica, per un confronto internazionale di 3 giorni nei quali rappresentiamo il progetto TechLog. Noi come CIREM siamo capofila
di questo progetto, che ha partner tunisini, egiziani, libanesi e spagnoli, e quindi diventa un momento di occasione e di confronto rilevante. È un progetto che dura 3 anni, ha un budget di 3 milioni e mezzo di euro, e siamo nella fase conclusiva nella quale qui a Barcellona avvieremo le azioni sperimentali che faremo anche in Sardegna e che faremo anche a Cagliari. Qual è il valore aggiunto? Il valore aggiunto è che riusciamo intanto a confrontarci all'interno di una platea internazionale sui temi che riguardano la logistica e i trasporti, che potrebbero avere delle ricadute rilevanti per tutte le catene logistiche marittime e terrestri del Mediterraneo, e che quindi coinvolgeranno anche la Sardegna. Quindi sarà anche un valore aggiunto che noi riporteremo in termini di ricerca e di supporto alle istituzioni sui porti sardi e sui porti nazionali. Sostenibilità ambientale e formazione avanzata con un approccio Open Innovation realizzato in un laboratorio permanente transfrontaliero che facilita lo sviluppo di iniziative di trasferimento tecnologico tra accademie e imprese nella formazione avanzata per il personale delle comunità portuali e dell'autotrasporto. Uno standard condiviso per l'area del Mediterraneo nella formazione avanzata e certificata per il personale dei trasporti e dei porti, che possa rafforzarne l'efficienza operativa e la competitività. Si è conclusa nella tarda mattinata la missione di 3 giorni alla Fiera Internazionale della Logistica di Barcellona della delegazione della Facoltà di Ingegneria e del Centro Interuniversitario di Ricerca nei campi della logistica e dei trasporti. Tra i beneficiari del progetto, autorità portuali, terminalisti, centri di ricerca e formazione nella simulazione avanzata per trasporti e logistica, aziende di trasporto e operatori portuali. L'utilizzo in massima sicurezza di gru e grandi mezzi di collegamento nell'area marittima, ma non solo, dove il progetto sardo, libanese, spagnolo e tunisino è all'avanguardia dopo 3 anni di lavoro e sperimentazione, che ha riscosso consensi, attenzione e curiosità nel corso del Forum Mediterraneo di Logistica e Trasporti, che è il momento più importante della Fiera di Barcellona. Sicuramente il SIL è veramente una tra le vetrine di logistica più importanti, quindi ci portiamo dietro una rete importante di contatti, di conoscenze, che noi poi contiamo anche di estendere, di espandere anche con i nostri studenti, che avranno la possibilità magari anche di viaggiare, di spostarsi e di vedere anche nuove realtà. E poi siamo comunque noi ci riteniamo centro di eccellenza nell'ambito della formazione e dell'innovazione, quindi gli studenti avranno poi l'opportunità di toccare con mano queste novità nel settore della logistica e del trasporto. Il progetto ormai ha compiuto quasi 2 anni di attività, quindi ha preso avvio 2 anni fa. Siamo adesso nella fase finale, quella più critica, anche quella più interessante forse per tutti. Adesso dopo Barcellona, dopo il SIL di Barcellona, si tornerà a Cagliari per chiudere, questa importantissima finestra. Si torna a Cagliari, ma in realtà si torna un po' in tutti i territori, perché l'ultima fase di progetto è quella che vede poi le attività principali sul campo, tutte le azioni pilota. Noi come partner anche scientifico ovviamente abbiamo un ruolo chiave in questo. Avvieremo e coordineremo un po' le azioni pilota che eseguiremo sui nostri simulatori, sul nostro laboratorio di simulazione, in cui andremo a coinvolgere i diversi operatori anche del territorio, sia del mondo portuale sia del mondo dell'autotrasporto, e andremo a testare un po' di protocolli di formazione per capire come funzionano, sia nell'ambito della guida ecologica, sia nell'ambito della sicurezza nel trasporto, quindi ridurre la possibilità di incidente durante le operazioni, sia per migliorare l'efficienza delle operazioni portuali. Focus sull'evoluzione della figura dello spedizioniere nella prassi operativa e commerciale. Spedizioniere puro, vettore multimodale e operatore della logistica. L'asso spedizionieri della Sardegna, con il patrocinio di Fedesped e dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna, ha curato il convegno per un comparto di vitale importanza per l'economia regionale. L'attività dello spedizioniere e del vettore multimodale alla luce della riforma della disciplina del Codice Civile e i conseguenti riflessi operativi. Il tema, centrale per l'economia regionale del capoluogo, è di forte attualità.
La materia è stata approfondita da alcuni dei principali esperti del settore, legali, docenti universitari e operatori con esperienze ultradecennali, con l'intervento di Ciro Spinelli, vicepresidente della Federazione Nazionale delle Imprese di Spedizioni Internazionali, sul tema la riforma della disciplina civilistica del contratto di spedizione. Capire come funziona il mondo delle merci, la movimentazione, chi si occupa, chi cura e segue le norme, in che modo queste norme sono congeniali a un settore strategico, soprattutto in Sardegna, terra di mare, terra di porti, terra di persone che fanno questo mestiere da generazione in generazione. Siamo con Torre Pleisan, che è il presidente della Asso Spedizionieri Sardegna, e apriamo quello che è il primo convegno, un check-up profondo su quella che è la realtà isolana. Presidente, che tipo di aspettative si hanno nel prendere parte a lavori di questo genere? Uno stimolo, non ci aspettiamo niente perché già ci abbiamo provato in tutti i modi, però noi dobbiamo continuare a dare uno stimolo. La Sardegna deve creare produttività, perché noi spedizionieri, se non c'è la merce, non serviamo, la nostra professionalità non serve. Quindi che le istituzioni facciano il loro dovere per mettere produttività in Sardegna. Ecco, allora, se si dovesse fare una domanda chiave alle istituzioni, così generalmente definite, quale sarebbe? La priorità quale sarebbe? Una prima è un po' strana. L'autorità di sistema deve smettere di aspettare il cavaliere dal container bianco che viene a salvare il porto di Cagliari. Non è così. Nel porto di Cagliari bisogna mettere attività, produttività, affinché gli spedizionieri facciano la loro parte. Il porto di Cagliari, che è il principale porto della Sardegna, e poi quali sono, in ordine diciamo gerarchico per movimentazione, gli altri porti che meriterebbero di una attenzione forte? Gli altri porti già hanno un bel collegamento, sia Olbia che Porto Torres, ma sempre Cagliari purtroppo ha un difetto, che non è collegata bene col nord Italia, e questo non aiuta le merci, li costringe a passare attraverso la nostra Carlo Felice, creando quei problemi che conosciamo tutti. Asso Spedizionieri, quante compagnie, in quanti siete? Qual è la fotografia? Noi in Sardegna non siamo tantissimi, ovviamente, perché la Sardegna comunque ha piccole realtà, e noi comunque siamo presenti a Olbia, a Porto Torres, a Oristano e a Cagliari, cioè nei porti principali della Sardegna, e noi aiutiamo a movimentare le merci della Sardegna nei modi più economici, più veloci possibili. L'avvocato Lucio Ravera si occupa di quelle che sono che cosa? Trasporti, circolazione della merce, dogana, tutto quello che ha a che fare con la movimentazione. È un settore strategico, importante, bisogna conoscere le regole, è importante per gli operatori conoscerle per sapere cosa possono e cosa non possono fare. Quindi ben vengano queste occasioni di formazione per aggiornarsi, le normative sono sempre in continua evoluzione, quindi molto spesso poi è necessario periodicamente tenere il passo con le nuove norme, sia interne che internazionali. Ecco, avvocato, la Sardegna, soprattutto Cagliari, se lei dovesse dire agli spedizionieri badate che c'è questa norma, qual è? Diciamo che l'importante è anche il trasporto via mare, che dall'isola ovviamente va verso il continente, verso il territorio italiano interno, quindi conoscere bene la normativa sia marittima che gomma, e poi ovviamente l'intermodale e il multimodale, che è quello che consente poi la raccolta della merce in Sardegna e lo scambio con il territorio. Il presidente Pleisan dell'Asso Spedizionieri Sardegna rimarcava il fatto che sarebbe importante, necessaria e anche in tempi rapidi una grande attenzione da parte delle istituzioni. Cosa c'è da chiedere? Cosa deve chiedere immediatamente, con priorità assoluta, il mondo della spedizione via mare alle istituzioni? Una semplicità. A volte le normative si sovrappongono sia a livello nazionale che internazionale. Anche per noi operatori giuridici è sempre complicato poi trovare la norma esatta e certa, quindi certezza del diritto, regole chiare, in modo che poi le cose siano semplici e senza evitare contenziosi. Questo ovviamente non va bene agli avvocati che vivono nel contenzioso, ma ovviamente renderebbe più semplice l'attività degli operatori. Come vede il settore da qui a 10 anni? Spero bene, le infrastrutture ovviamente saranno fondamentali, la normativa col fatto che siamo in un'Unione Europea è molto più adesso più uniforme, un tempo ogni paese aveva le sue regole e quindi sono ottimista ovviamente, speriamo. Massimiliano Piras, docente di diritto della navigazione o comunque di una materia che
approfondisce, analizza e studia quelli che sono i comportamenti delle istituzioni, degli uomini, delle associazioni in rapporto ai traffici marittimi. La riduciamo così, professore, però entriamo nel merito. La Sardegna e le norme che ne regolano i comportamenti in questo ambito, come è messa? La Sardegna ha la difficoltà di essere un'isola, non lo scopriamo oggi evidentemente. Il diritto cerca di risolvere dei problemi ed è però un continuo aggiustamento. Si presenta un problema nuovo, esce una norma nuova con un certo ritardo, si adegua, la realtà cambia e così via. Ecco, le norme, una norma nuova, quali sono le ultime che sono state promulgate e hanno impattato sul comparto degli spedizionieri e dei vettori multimodali? Beh, senz'altro c'è stata una modifica del codice civile che ha in qualche modo consolidato una limitazione del debito del vettore, che lo riduce a un ammontare di €1 per chilogrammo di peso di merce danneggiata o perduta. È un limite che senz'altro aiuta perché rende certa l'entità del risarcimento. Tuttavia ha qualche criticità perché è un limite molto basso, quindi si corre il rischio di risolvere un problema da una parte e di crearne forse uno dall'altra. Cosa servirebbe al comparto per poter avere semplicità, chiarezza, tempestività? Presumo che i contenziosi poi spaventino perché ci sono tempi lunghi. Ma infatti questa norma serve proprio a quello, perché rende certa l'entità del risarcimento, rende quindi certa l'attività degli assicuratori che sanno qual è l'ammontare massimo al quale sono esposti. Purtroppo, essendo però un ammontare molto basso, forse questa è la principale critica che mi sento di fare, indurrà forse a un contenzioso maggiore di quello che si era previsto, perché gli avvocati suggeriranno ai clienti comunque di tentare tutte le strade possibili per avere il risarcimento di una merce che potrebbe avere molto valore e andare incontro a un risarcimento eccessivamente ridotto. Questo è un problema che capita spesso, che si dibatte abbastanza di frequente. Si dibatte quando le merci hanno un grosso valore, per esempio quelle che sono trasportate per aereo, quelle che sono trasportate su camion. Non è la stessa cosa danneggiare o perdere 1 chilo di sabbia o 1 chilo di computer. In questo contesto parliamo anche di università. Lei è stato presidente, la terminologia data, della facoltà di giurisprudenza. Siamo in una terra di mare, siamo in un'isola, ma c'è una sorta di vocazione per capire come affrontare il proprio futuro dagli studenti che studiano giurisprudenza? Beh, abbiamo un corso di diritto della navigazione, di diritto dei trasporti che cerca in qualche modo di formare delle persone che poi i problemi possano risolvere, sia per la pubblica amministrazione che per gli operatori privati. Prima, sentendo gli operatori direttamente coinvolti, emerge il fatto che vorrebbero una volontà politica nell'attuare tutta una serie di norme o comunque di indicazioni precise. Quale potrebbe essere la domanda all'istituzione politica, al di là dei colori? Al di là dei colori, di ascoltare, perché gli operatori hanno il polso esatto della situazione e quindi ascoltare con attenzione quello che dicono perché conoscono la realtà e i problemi. Il professor Enrico Righetti si occupa di quello che è un tema, pare di capire, decisivo nell'ambito di questi rapporti che gli spedizionieri hanno con le merci, con la loro quotidianità, il possibile conferimento dei poteri di rappresentanza. Ma cosa significa? Proviamo a raccontarlo, professore, all'uomo della strada. Allora, questa è una delle più importanti novità che sono state introdotte dalla recente riforma dello scorso anno sul contratto di spedizioni. Questa riforma del contratto di spedizioni, che ha modificato il codice civile, prevede appunto la possibilità che allo spedizioniere vengano conferiti poteri di rappresentanza. Cosa significa? Che lo spedizioniere può agire in nome e per conto del proprio mandante, del proprio. Prima cosa succedeva? Prima invece lo spedizioniere era un mandatario, tradizionalmente era un mandatario senza rappresentanza, quindi agiva per conto del cliente, del mandante, ma in nome proprio, per cui assumeva tutti gli obblighi, anche i diritti, ma anche gli obblighi, ad esempio rispetto ai contratti con i terzi. Quindi anche i rischi. E anche tutti i rischi, eccetera, eccetera. Questa possibilità che, come dirò tra poco, non è ancora sufficientemente
sfruttata dagli stessi spedizionieri, perché ancora i mandati di spedizione, i contratti di spedizione, tanti non prevedono questa possibilità, ma ha il vantaggio per lo spedizioniere di agire come semplice rappresentante, quindi di togliersi da tutti i problemi, da tutti i rischi, come ha detto anche lei. Che non è un male. Senta professore, lei da dove viene? Da Genova. Ecco, quindi città di mare, città di porto, tra i più importanti forse al mondo, non solo in Europa. Ecco, ma se dovesse dare uno sguardo distaccato, al di là dell'impegno congressuale ai porti sardi, che fotografia verrebbe? Allora, direi positiva, assolutamente positiva, con tutti i problemi che però sappiamo, che conosciamo, soprattutto qui a Cagliari, eccetera. Ma una delle risposte era la zona franca. La zona franca, se ne parla in tutta Italia, se ne parla di zona franca e di zone franche. Il problema è appunto che lì deve intervenire il governo. Fino adesso i governi non si sono mossi. Cofimer, consorzio di garanzia collettiva Fidi, dal 1977 a sostegno del terziario. Il partner migliore nella ricerca di finanziamento più adatto a voi e nella trattativa per ottenere un fido alle migliori condizioni. Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Le garanzie diventano importanti. Il fondo di garanzia agevola il tuo accesso al credito. Se una banca ti presta denaro, hai garanzia a prima richiesta. Se ottieni 100, la garanzia copre fino a 80. La maggior parte delle garanzie è gratis. Il dettaglio sul sito spheres.it. Meno scartoffie e più efficienza? Conta su CNA. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Tutto inizia da un amore. Le farine, i mangimi, la pasta, le fette biscottate, la distribuzione e l'ospitalità. Dal 1953, Gruppo Cellino. Non c'è limite ai sogni. Siamo la più grande industria tipografica della Sardegna. Dall'81 stampiamo tutte le tirature, su tutti i supporti e con le tecnologie più avanzate del settore, garantendoti elevatissima qualità e la più totale dedizione e cura. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. Setrand, settore ecologia. Forti delle nostre competenze e dei nostri mezzi, realizziamo bonifiche di siti inquinati anche da amianto. La Setrand, azienda leader nel settore ambientale in Sardegna, si rivolge alle pubbliche amministrazioni e alle imprese dell'isola. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Presentata presso la sala conferenze del Banco di Sardegna di Cagliari, l'8ª edizione dei Sardinia Food Awards, gli Oscar dedicati ai produttori agroalimentari sardi. I racconti, la promozione e il valore delle aziende protagoniste di questa edizione vedranno connessi operatori, consorzi e sponsor in un viaggio unico nel territorio isolano. I vincitori e le menzioni speciali 2023 si terranno durante un evento di gala il prossimo 8 luglio. Per le nostre eccellenze agroalimentari in tutta Italia e in tutto l'estero, perché finalmente di nuovo c'è chi si occupa di promozione e la Regione Sardegna in questo caso è con chi si occupa di promozione. Un evento sempre in crescita con tanti brand, tante aziende e tanti operatori che collaborano sempre per la riuscita non solo nel ricevere un premio ma nel valorizzare il territorio. Sì, valorizziamo sempre di più il nostro territorio con i nostri produttori magnifici che si aggregano in una cooperazione che deve essere per forza quella, quindi è necessaria che ci sia un'unione di intenti e gli intenti vanno tutti nella promozione
una vetrina sui nostri prodotti agroalimentari. Sto girando sempre più spesso, quindi incontro tanti giovani, quindi il ricambio generazionale c'è, è confermato. Pensiamo al miele, pensiamo al vino, tantissimi giovani e tantissima contentezza e felicità, soddisfazione della regione che incontra questi mondi. Assolutamente sì, siamo partiti da poco più di 100 aziende 8 anni fa iscritte, adesso abbiamo superato le 300 aziende di 10 categorie, quindi stiamo crescendo anche perché è un settore, quello dell'eccellenza, che diciamo viene un po' stratificato, no? Cioè, quindi c'è tantissimi produttori, ma quelli che producono eccellenza vera sono pochi, quindi comunque sia per noi è un grandissimo risultato e la Sardegna è il nostro orgoglio, perché siamo partiti dalla mia terra e quindi è molto importante questo. Ci ha raggiunto il padrone di casa, dottor Ara. Siamo oggi qui con tante connessioni, tante aziende. Voi avete messo a disposizione la vostra location, ma soprattutto c'è un valore, quello della Sardegna. Assolutamente, noi abbiamo partecipato, abbiamo aderito molto volentieri alla richiesta che ci è arrivata da Sardinia Food. L'abbiamo fatta non solo mettendo a disposizione i nostri locali, ma anche partecipando come sponsor, perché siamo gold sponsor della manifestazione, perché pensiamo che quello che ci accomuna a Sardinia Food è proprio la gestione, quello di incentivare, di seguire, di aiutare, di stare vicino alle eccellenze del territorio, perché davvero non dimentichiamoci che la Sardegna vive da queste imprese, perché sono imprese che rappresentano la Sardegna. Se parliamo dell'agrifood, se parliamo dell'allevamento, è meglio di noi nessuno, perché il Banco di Sardegna parte come Monte Granatico, tutti sappiamo cosa sono i Monti Granatici, poi siamo passati come Cassa di Credito Agrario, quindi la parola rimane ancora nell'agrario, per diventare oggi, facciamo parte di un grande gruppo, che è il gruppo B, però diciamo che abbiamo 300 filiali ancora sul territorio, proprio per essere vicinissimi anche alle piccole aziende che eccellono in questo comparto. Presidente, un evento, un'ottava edizione che vede protagonisti anche la Coldiretti, ma soprattutto tante belle connessioni finalmente. Assolutamente, oltre 300 aziende che si confrontano per cercare di migliorare l'un l'altra in quella che è una competizione sana, un bel riconoscimento che deve avere comunque come obiettivo quello di promuovere, di essere sempre più presenti, a iniziare dalla nostra regione, perché stando assieme si può sicuramente crescere. Sono reduce tra l'altro dall'assemblea di origine a Roma qualche giorno fa, dove ormai il 95% delle doppie IGP d'Italia, ne abbiamo veramente tante, assieme stanno cercando di promuoversi e soprattutto di aumentare quella che è la vigilanza, affinché sempre meno sia possibile andare a contraffare le nostre eccellenze e i nostri prodotti. E anche questa settimana siamo in chiusura di trasmissione, siamo partiti da Palazzo Doglio, abbiamo fatto un lungo percorso, soprattutto sottolineato dal report Krenos 2023, il 30° rapporto delle università di Cagliari e Sassari. Adesso siamo sulla piena attualità, perché stamane la CNA ha presentato il suo rapporto annuale, dove si valutano i dati del settore delle costruzioni dell'anno scorso e si fanno le previsioni per questo 2023. C'è un passaggio importante dove si dice che il settore delle costruzioni regionale compone un quadro complessivamente positivo, sebbene non privo di incertezze. Partiamo proprio da qui, segretario. Sì, il quadro positivo è dato da un 2022 che conferma la condizione di straordinaria capacità della filiera delle costruzioni di crescere in maniera significativa. Il 2022 7,5 miliardi, in doppia cifra sia gli investimenti che appunto il volume d'affari, crescono tutti i segmenti tipologici del mercato. C'è un boom delle opere pubbliche, si passa da 464 milioni a 1,7 miliardi, cresce il mercato immobiliare sia nella parte abitativa che in quella non residenziale, siamo al più 14%, crescono le compravendite, cresce in doppia cifra la produzione edilizia e poi anche una significativa ripresa delle imprese, più 246 unità sull'anno precedente, e sull'occupazione che torna a raggiungere i 45.000 addetti.
Nella conferenza stampa di stamane avete sottolineato soprattutto qual è l'importanza, per quanto incide il settore dell'edilizia nel prodotto interno lordo regionale. Assolutamente sì, diciamo che l'edilizia in Sardegna pesa e incide assai di più di quanto per esempio non incida a livello nazionale, ma abbiamo un'incidenza superiore anche rispetto alle regioni meridionali, sia sul valore aggiunto che anche sull'occupazione. E quindi questo è un comparto, come dire, strategico, e quindi nella prospettiva è interesse ovviamente di tutti i soggetti curarlo, perché andare a predisporre un quadro e un contesto che non sia avverso alla filiera delle costruzioni significa mettere le basi per un rilancio e un consolidamento di tutta l'economia regionale. Nel corso di questa trasmissione abbiamo dato grande spazio al rapporto Krenos 2023, dove i dati, soprattutto per quel che riguarda il prodotto interno lordo, sono assolutamente negativi. Considerata la positività del principale segmento del settore industriale che riguarda l'edilizia, che cosa è andato veramente male? Ma allora diciamo che la fase che si è chiusa è una fase, come dire, di crescita del sistema economico anche regionale. Nella crescita che noi abbiamo avuto a livello regionale molto hanno pesato gli incentivi, per esempio il super bonus del 2,9% che è la crescita complessiva realizzata nel 2022, il 60% è addebitare a questa attività, diciamo, di incentivazione. La prospettiva che si apre, lei faceva accenno ad alcuni degli elementi ovviamente di criticità che noi abbiamo, stimiamo che nel 2023 una crescita dell'1,4%, quindi una condizione di stabilizzazione, ma il tutto ovviamente legato a fattori e subordinato anche all'andamento di alcuni fattori. Per esempio sappiamo già che il super bonus ci sarà una sorta di décalage, e quindi questa crescita è poi molto condizionata dalla capacità che noi avremo di riuscire a spendere bene le risorse ingenti del PNRR, che su cui gravano molte incertezze legate a difficoltà burocratiche, a incapacità anche gestionali di gestire tutto il processo di spesa, e poi ovviamente anche alla congiuntura internazionale. Per esempio l'incremento dei tassi già sta producendo un rallentamento significativo, per esempio in tutta la parte che riguarda il mercato immobiliare. Ma la sfida per le costruzioni di prospettiva è quella di capitalizzare un periodo davvero straordinario che noi avremo nei prossimi 5 o 6 anni, e quindi dobbiamo cercare di riposizionare a un livello qualitativo più alto tutta la filiera, e anche perché in passato spesso e volentieri abbiamo avuto fasi di crescita economica ma non siamo riusciti a consolidare il tessuto produttivo, che è rimasto debole e anche fragile rispetto alle congiunture avverse. Che percentuale di impatto avete dato all'obbligo dell'efficientamento energetico? Ma noi abbiamo anche stimato l'impatto sulla filiera delle costruzioni e sull'economia regionale per quanto riguarda la nuova direttiva UE sulle cosiddette case green. Intervenire su un 15% dello stock abitativo isolano, il 15% è, come d'altronde dice la direttiva europea, quella parte di edilizia che dovrà essere per prima interessata appunto dagli interventi di ristrutturazione, significa intervenire su circa 14.000 case all'anno per i prossimi 10 anni. E questo vorrebbe dire mettere in campo investimenti nell'ordine di quasi 8 miliardi di euro, e sappiamo già che nel 2022 il 42% dell'occupazione diretta nel settore delle costruzioni è addebitabile all'attività di ristrutturazione e di rinnovo. Quindi ci avviamo verso una prospettiva che è importante. I problemi vengono anche dal lato dell'offerta e dal sistema delle imprese, perché dobbiamo dirci che oggi non c'è
questa capacità, come dire, realizzativa, e quindi bisognerà lavorare per irrobustire il sistema produttivo anche isolano e soprattutto per mettere mano alle filiere della conoscenza, dell'istruzione, perché come sappiamo manca la manodopera, soprattutto quella specializzata, e questo è un problema su cui ovviamente le istituzioni ma anche le associazioni di impresa come le nostre devono fare la loro parte. Capitolo 3.4 del vostro report si parla del mercato del credito e credo che questo sia un momento che ci riporta indietro di 2 o 3 anni. Sì, sul credito ancora nel 2022 abbiamo una condizione tutto sommato positiva di stabilizzazione e di crescita rispetto ai dati dell'anno precedente, sia per quanto riguarda le erogazioni per l'acquisto che le erogazioni quindi di credito finalizzate alla nuova costruzione. Come dicevo poc'anzi, però già dal primo trimestre l'aumento dei tassi di interesse e le prospettive di mercato si stanno in parte raffreddando, e non è un caso che per quanto riguarda il 2023 la componente residenziale noi la stimiamo con un leggero decremento rispetto al 2022. Comunque si conferma sempre una Sardegna a 2 velocità, ci sono punti dell'isola, gli estremi, Gallura e area metropolitana di Cagliari, che viaggiano a un passo doppio rispetto al resto della regione. Assolutamente sì, noi abbiamo una fortissima polarizzazione e quindi anche delle disuguaglianze, come lei ricordava, molto forti. Le aree che trainano l'isola sono quelle a cui lei faceva riferimento, le aree dell'interno, e le altre che stanno un po' ai margini e rischiano di avere una condizione di sottosviluppo. Bene, siamo arrivati alle conclusioni anche di questa puntata. Vi dico subito che nella prossima ci sarà spazio per i 50 anni di Confapi Sardegna, la Confederazione delle Piccole e Medie Imprese Regionali. Grazie davvero poco. Grazie a voi.